Io peraltro sono convinto che se c'è il supporto scientifico il tema della quarantena sul vaccinato debba essere assolutamente rivisto. Ok, perfetto, grazie. Però su base scientifica, quindi il CTS si esprima. Rivedere le regole per la quarantena per i vaccinati è quanto chiede il presidente Luca Zaia, tema sul quale il confronto a livello nazionale è già in atto. Quarantene che coinvolgono in primo luogo la fascia d'età scolare molto colpita dal contagio, per la quale il presidente esclude un allungamento delle vacanze scolastiche dopo la Befana e rinvia a fine anno il bilancio sulla situazione. Sulla previsione del passaggio del Veneto in zona arancione non fa previsioni, ma si appella al buonsenso dei cittadini affinché rispettino le regole. Il giro di boa si vedrà intorno al 10 gennaio. Se i cittadini ci danno una mano, si proteggono, noi non arriviamo all'arancione. Questo è chiaro. Per arrivare all'arancione bisogna caricare in ospedale, scusatemi il termine, prendere in carico, ricoverare in ospedale circa 800 persone. Possiamo evitare di infettarne migliaia per non averne 800 in ospedale? Sì, possiamo darsi un po' da fare tutti. Chiede inoltre uno sforzo alle farmacie con la possibilità di aperture domenicali per permettere di eseguire i tamponi. Faccio appello alle farmacie. Se me tegnesse aperto a domenica, solo l'area tamponi, adesso tireranno giù di tutto, io penso che potremmo dare ancora servizio a questo modo di approccio, no?